buonasera Gianfranco. Buonasera a voi due che siete in più, innanzitutto. Ma la pensano in diverso così. Va bene, poi... Buonasera dalla JB Consulting Investment Advertising Private Banking and Communication. Sì. Anche da sport. Bene, Su bene. ordinazione in questo periodo facciamo anche il risotto coi sparasi. Bene, E te lo portiamo bello caldino in bicicletta. Bene. Novità assoluta del momento. Ecco. Sì, Sapete sì. anche che ci appoggiamo a una grande realtà finanziaria Esatto. del gruppo BNL Piripì Parapà Curcuco qua. È una grandissima realtà. È una cosa come Juvi, assodata. Sì. La nostra mission è: hai un problema, arrangiati, Ecco, oppure rivolgiti Oppure? agli altri. Ah, E infatti, sì. a distanza di un anno esatto, ci hanno ricontattato alcuni rappresentanti dell'attuale amministrazione locale Locale. per dimandarci una consulenza per risolvere il problema della del ritardo sulla tabella di marcia Sì. per la riapertura dei sottopassi per i lavori della Filuvia, con relativi ingorghi alla viabilità nell'imminente inaugurazione del Vinitali. Bene, noi altri ci siamo messi subito al lavoro, ma dai. con un team di Viability Engineering, Mobility Analysator, Ma Però, perché? hai capito? Urbanistic Project Manager, gira di qua Directioner, gira di là Operator, Ok. Parti Bonora Consulator, Bellissima. con Parolasse Assorbetor Anche questa. e Tiraso Rosari Interceptor. Vabbè, Utilissimi, ok. E dopo un'attenta analisi di tutte le tutte le soluzioni Esatto. proposte fino adesso, abbiamo presentato la nostra proposta per risolvere o quantomeno alleviare la rottura di coio e il disagio, diciamo, ai cittadini, ma soprattutto ai numerosi visitatori del Vinitali. E siccome negli altri pensiamo sempre una scianta oltre il naso, one step beyond, come diceva Emilia Enoteca, cioè Amy Winehouse, Non era lei però era bella, la traduzione era bella. che lei il voto ce l'aveva nel cognome, Esatto, sì. ci siamo Poverina. dimandati, Sì. ma c'è che va Eh. a spendere 120 euro di biglietto più 6 euro di commissioni e tutto quello che ci va Drio per andare in mezzo al casino al Vinitali? Esatto. Zio Me Trento. lo sono domandato anch'io. Sì, abbiamo così individuato due macro categorie, Macro, ovvero sì. i professionisti del settore, Sì, certo. che a loro i 120 euro non ci spusano neanche tanto, Ok. e i professionisti del gombio alto, che a loro i 120 euro invece ci spusano e a nastro anche. Sì, direi di Che sì. tra l'altro quelli li riconosci perché? Perché? Quando vengono fuori al Vinitali parlano un'altra lingua e camminano a gattomao. Facilmente individuabili. Quindi Ok, abbiamo immagino. pensato a una soluzione per contentarli, ma nello stesso tempo per fornire una possibilità a quelle cantine per picenine che non possono permettersi uno stand da Sioretti al Vinitali. Giusto. E magari la possibilità di far tastare i loro prodotti Sì. e magari di vendere anche qualche centinaio di borse di Vinci. Certo. E l'abbiamo chiamata Sì. la Mesa Vinitali. Mezza Vinitali. In cosa consiste? In cosa consiste? Vi domanderete vi altri da casa sentati sul divano col pigiama sintetico tutto fruato, col calcetto col buso e magari coi denti nel naso. Ma perché deve trattare così i nostri Ah, sì, ma telespettatori? me li vedo. Ma no, ma Ma me dai. li vedo i vostri spettatori come sono, Ma non è mica il nostro Allora. telespettatore medio quello lì, ma ci mancherebbe. Ma dai, ma su via. No, per un attimo mi sono rivisto. No? Ma torniamo a niente. In cosa consiste? Sì, in cosa Sì, consiste? ok. Mezza Consiste Vinitali. nel ricreare una sorta di mini Vinitali in un'area fuori dai maroni e alla metà del costo del biglietto. Ma geniale. Questo è buono. In modo da invogliare i Sì. professionisti del gombio alto Sì. a fare di manco di andare al Vinitali, ma nel stesso tempo dar loro la possibilità di degustare i prodotti delle cantine Piassè Picenine, Sì. che tanto a loro, anche se fosse vino da Vassell o che se avesse da tappo dopo Dugotti
Beh, ora anche l'asino. Beh, insomma, esageriamo. Ma sì, basta che sia accompagnato da un tocco di pan biscotto Sì. e di un fette di soppressa casalina con l'aglio. Inoltre Sì, abbiamo vabbè. già predisposto Sì, all'uscita sì, sì, pronto? l'apposita corsia Gatto Mao per agevolare, capito, il deflusso dei visitatori. Ma sai che è quasi geniale la Come cosa? gadget anche delle gombiere e delle ginocchiere. Quasi. Ma cosa volete Piassè? Cosa Un vuoi? lucano? Un lucano, esatto. Quello non so se è ma qualche graspa fatta in casa sotto banco di sicuro la cattiamo. Ah, bene. Ecco, come vedete noi Sì. della Sì. JV Consulting and Communication Sì. sentiamo a sfornare idee e sì. soluzioni a rotta di collo. Perché sa, sì. come diceva Capitano Uncino, Come diceva? meglio non stare con le mani in mano. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.